No, I'm not a writer. Girl, I was made for you. Per i popoli che addormentano soli, sognando i tuoi cieli si ritrovano persi in paesi lontani a cantare una terra. Guarda, perché io ho visto a Step Party uno che è caduto. Amico, tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Sei a posto? Tutto ok? Are you okay? Sì? Are you okay? Yeah. You feel fine? It's okay? No English, no English. Are you... No? Ok? Turco, Turco. Ah, just... ok. Bye. Thank you so much. You're welcome. Un buon tutto a posto, era un ubriaco, no? Che era destinato per terra quando ero passato io, no? Adesso si era tirato su. Comunque vabbè, tutto a posto, poi aveva visto la GoPro, quindi ho dovuto un attimo nasconderla. Poteva essere anche magari un trucchetto di qualcuno che finge di star male per poi, è già successo qua in zona, per minacciarti i soldi, il telefono, ma noi viaggiamo sempre e sempre molta psicologia. Devi far paura alla gente. Devi essere un po' il matto della situazione. Lunedì qualcosa a febbraio, tipo il 6. Vorrei rendervi partecipi che io devo ancora fare le ferie. Porco cazzo, dico sempre, adesso che sono zingaro, cazzo lavoro di più di quando ero un impiegato normale. Porca di quella miseria. Vabbè dai, portiamo pazienza. No, aggiornamento. Io, vabbè, sono già sicuro mi arriverà una silurata di quelle che metà fa basta, perché vabbè, ho scelto anche pezzi di una certa qualità. Di cosa? I pannelli fotovoltaici. Allora, cosa succede? E alla fine abbiamo visto che per il mio camper si poteva montare massimo un 100 watt e un 100 watt. Io adesso ho un 60 watt, no? Che è sufficiente. Tipo adesso, vabbè, appena ripreso a caricare perché ho usato il lavandino, quindi la pompa dell'acqua, se no non stava caricando perché le batterie erano piene. Però vabbè, insomma, io volevo un po' anche staccare, tenere acceso tanto l'inverter e tutte quelle cose, quindi ho detto imbombiamoci di pannelli. Cosa è successo? Abbiamo ripreso una seconda volta le misure e abbiamo deciso, tagliando un pezzo, sai, della griglia portapacchi che ho sopra, togliendo via l'antenna TV che tanto non uso e non userò mai, e modificando il camino, ci sta un pannello da 120, quindi 100 più 120, 220 contro i 60 di prima. Buono, molto buono. E poi, diciamo, per fare la modifica al camino, perché c'è da alzarlo proprio di una cazzatina, che non vado sopra i 280 perché il camino è nella parte più bassa, no? Però c'è da fare questa modifica e allora mi mettono un altro camino che, cosa bella, ha tipo una doppia protezione, in modo che il vento da qualsiasi parte arriva non mi spegne la stufa, e questa è una cosa veramente molto molto bella. Sarebbe per usare la stufa in corsa, io non la userò mai in corsa, però mi risolve quel problema che ogni tanto ho, che quando arrivano le pacche di vento, quelle giuste dove devono arrivare, mi spengono la stufa. Se sono dentro che sto facendo le mie cose, problemi zero. Se stai dormendo o se sono via che c'è cane pericoloso dentro, si resta al freddo, cioè, capisci, è un casino. E quindi ottima sta roba, veramente ottima. E quando si monterà ancora non lo so, sto aspettando il prezzo, sto aspettando di sapere di che morte morire, si dice da noi, e poi si vede, no? Chi c'è, Gioia? Hai sentito la people? La people from Ibiza? Chi va a mangiare a pizza? Eh?
Allora, la ricetta di stasera prevede zucchine tagliate a cubetti con olio di oliva, aglio, curcuma, un po' di sale e dopo mi fracco le cotolette vegetariane. In teoria la ricetta era questa, adesso non so se mi ricordo bene, me l'avevano insegnata i zingani.